una guerra che però non si sta svolgendo solo sui campi di battaglia, ma è una guerra che probabilmente è cominciata molto prima, anzi il libro di Marco Ottaviani mi spiega nei dettagli anche come, quando e perché questa guerra è cominciata, che è la cosiddetta Infowar, la guerra dell'informazione, che abbiamo visto in azione in molti modi anche nel nostro paese, nel nostro territorio. Solo ieri c'è stato, l'altro ieri, un attacco al sito della Polizia di Stato da parte di un gruppo di hacker russi. Sono aumentati in maniera considerevole le intrusioni hacker, gli attacchi a siti, server europei e italiani in maniera veramente esponenziale in questi ultimi mesi. Assistiamo nei social a propagazione, diciamo, veramente inesorabile di fake news, di false notizie. Tutti questi eventi non sono casuali, ma hanno dietro una precisa strategia. Ecco, di questo si occupa il libro di Marco Ottaviani, che abbiamo voluto presentare oggi perché è necessario orientarsi con molta attenzione rispetto all'informazione. La CISL del Veneto ha scelto fin dall'inizio dell'aggressione russa in Ucraina di prendere parte in maniera molto chiara, molto netta, come ha fatto la CISL nazionale con il nostro segretario generale Luigi Sbarra, che ricordiamo ha anche scelto di distanziarsi da molte formazioni sociali con le quali negli anni scorsi abbiamo sempre lavorato insieme, perché dietro alcune posizioni neutraliste nei confronti del conflitto, la CISL ha scelto invece di stare dalla parte di chi è oppresso in questo momento, che va aiutato con tutti i mezzi per difendere la propria libertà. Ecco, a livello regionale, a livello veneto, insieme con le nostre categorie, insieme con i nostri territori, abbiamo messo in piedi una serie di iniziative che sono partite, diciamo, anche dalla raccolta di aiuti, cibo, medicinali, vestiario, tramite la nostra rete dell'ISCOS, che già era al lavoro dall'anno scorso per la rotta dei migranti balcanica e che adesso si sta spendendo per l'Ucraina. Abbiamo realizzato nei territori degli sportelli di orientamento e di accompagnamento per i profughi in arrivo e per le famiglie che li ospitano. Abbiamo creato momenti di confronto e di coinvolgimento della popolazione, perché è necessario sempre di più capire con attenzione quello che sta succedendo. Chiediamo quindi a Marco Ottaviani di aiutarci in questa operazione di comprensione di quelli che sono i fenomeni, e senza perdere altro tempo io di nuovo do direttamente a lei la parola, ringraziandola di nuovo per la presenza. Grazie. Buonasera a tutti e a tutti. Come ha detto già il segretario Refosco, io sono una giornalista freelance, per la precisione collaboro soprattutto per il quotidiano Avvenire e nasco come turcologa. Io ho vissuto quasi 9 anni in Turchia, mi occupo di quel paese su cui ci sarebbe tanto da dire, ma oggi direi che abbiamo già abbastanza carne al fuoco da quasi 20 anni. E 4 anni fa sono riuscita a coronare quello che era il mio grande sogno d'amore professionale, del resto ognuno nella vita le sue perversioni, e ho iniziato ad occuparmi anche di Russia. Questo libro nasce da anche un'esigenza personale, perché io per prima ho rischiato di rimanere vittima della propaganda russa. Per la precisione, durante la guerra, l'invasione dell'Ucraina e della Crimea, che è stata un'invasione a tutti gli effetti da parte della Russia, io ero cascata in parte nella propaganda filorussa, secondo la quale tutto sommato Mosca tutti i torti per riprendersi la Crimea non li aveva. E io non mi occupavo ancora di Russia, ai tempi mi occupavo solo di Turchia e di Grecia, e ho iniziato a studiare, e studiando mi sono resa conto che mi avevano raccontato una marea di cose inesatte, se non addirittura false. E mi sono posta come professionista un dubbio: se io comunque sono una giornalista e che mi occupo di esteri da una vita, ai tempi non mi occupavo ancora di Russia, ma la Russia era la mia più grande passione, avevo rischiato di rimanere vittima della guerra della propaganda, e
allora cosa rischia il lettore medio tutti i giorni? Ho iniziato a documentarmi meglio sulle tecniche di propaganda russe e mi si è aperta davvero una voragine sotto i piedi, perché ho scoperto che non era solo una questione di propaganda sulla questione ucraina, era proprio una questione strategica, un modo di fare la guerra che è diverso da quello che conosciamo e da quello che purtroppo stiamo vedendo in Ucraina in questi giorni, quindi una guerra di tipo non convenzionale dove non si usano le armi, dove non si bombarda, quindi solo apparentemente una guerra meno invasiva e meno pericolosa rispetto a quella che stiamo vedendo in questi giorni. E più studiavo, più mi rendevo conto che se in un primo momento questa guerra non lineare e la propaganda erano nate per tenere la Russia sotto controllo, quindi sostanzialmente per consolidare la leadership di Vladimir Putin e di tutto quel piccolo cerchio magico che lo circonda, dal 2013 c'è stato un salto di qualità e si è iniziato ad attaccare, non vuole più attaccare solo i paesi dell'ex area sovietica, che Mosca considera ancora comunque territori sui quali deve avere qualcosa da dire, ma ecco, si è iniziato ad attaccare quello che per Mosca è non solo il nemico numero uno, ma quasi proprio il portatore di una sorta di peccato originale, che sono gli Stati Uniti, e ha ricaduta tutti quei paesi che degli Stati Uniti sono alleati, quindi l'Occidente. Ed è stato veramente impressionante documentarmi e capire come questo dibattito fosse iniziato già dall'epoca sovietica e che aveva soprattutto all'inizio della sua teorizzazione una motivazione economica. La Russia, anzi l'ex Unione Sovietica, già dagli anni 70 aveva capito che non avrebbe potuto destinare all'industria di difesa il budget allocato nei decenni precedenti e soprattutto aveva capito, con alcuni militari di alto grado che poi hanno fatto, diciamo, sono stati messi gentilmente da parte, aveva capito che sarebbe sempre rimasta indietro rispetto agli Stati Uniti, quindi c'era, dal punto di vista proprio tecnologico militare, quindi c'era la necessità di ripensare l'organizzazione dell'esercito, e questa è proprio la parte più squisitamente militare, ma c'era anche la necessità di trovare un nuovo modo di fare la guerra che fosse più economico e solo apparentemente meno invasivo. Si arriva alla fine degli anni 90 e si affaccia sulla scena della politica russa l'attuale presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, che come molti di voi sapranno ha un passato da ufficiale del KGB, quindi del servizio segreto sovietico, attuale FSB. E a tutt'oggi, e questo temo sia il problema più grosso del paese, i servizi segreti sono la vera istituzione che comanda in Russia e sono anche l'istituzione che garantisce il controllo del territorio. E a tutt'oggi Putin, che è un signore che insomma ormai va per i 70, è circondato da persone che hanno il suo stesso background professionale, quindi come lui provengono dai servizi segreti, e da San Pietroburgo molto spesso, e hanno più o meno la sua stessa età. Perciò possiamo dire che la Russia, che sta mettendo in discussione gli equilibri mondiali del mondo di domani, è governata, guidata da persone che ragionano con una mentalità da stampo novecentesco, che in realtà contraddice tutta la teorizzazione di cui io parlo nel libro, con i risultati sul campo che possiamo apprezzare in questi giorni, perché la Russia dal punto di vista militare questa guerra la sta drammaticamente perdendo, la sta perdendo male, con un danno reputazionale quando si farà un assessment corretto di come è stata condotta questa guerra, certo non degno del ruolo di grande potenza mondiale che la Russia vuole ricoprire a tutt'oggi, anche se non ha più le capabilities per farlo. Già solo per citare un dato che mi paese, e nel libro io credo di spiegarlo abbastanza bene, che vive una sorta di dicotomia. Da una parte non è più la grande Unione Sovietica, dall'altra parte non riesce a farsi una ragione di questa cosa e ha comunque al suo attivo una serie di
asset, una serie di frecce al suo arco che motivano in qualche modo questa sua ambizione di essere ancora un grande player mondiale. Anzitutto ha oltre 6.000 testate nucleari sul suo territorio, molte di epoca sovietica, che andrebbero anche in qualche modo dismesse. Pare, se mi ricordo bene, l'ultima volta che ho guardato i documenti ufficiali, quelle effettivamente utilizzabili sono circa 4.000, però insomma diciamo che se anche fossero solo 4.000 non è sicuramente una cifra confortante. È un paese estesissimo, è il paese più esteso del mondo, copre 8 fusi orari, quindi è chiaro che ogni volta che scoppia una crisi in luoghi, in regioni che confinano con la Russia si sente autorizzata a intervenire o quantomeno a controllare, a considerare lo svolgersi degli eventi in maniera accurata. È un paese che ha un portato culturale e scientifico forte, fortissimo. La legacy comunque culturale della Russia credo sia ben presente in ognuno di noi, no? Tutti abbiamo letto i romanzi russi, tutti abbiamo ascoltato musiche dei compositori russi, e proprio anche attraverso la cultura, attraverso il cosiddetto Ruski Mir, di cui parlo nella quarta parte del libro, la Russia ha creato proprio un sistema di soft power molto forte a livello internazionale. Qualcuno potrà dirmi che questa cosa la fanno tutti e io sono assolutamente d'accordo con loro. Il soft power è stato inventato dagli americani, non dai russi. Il problema è che i russi hanno assunto una loro particolare declinazione di soft power ed essendo un paese controllato dai servizi segreti, è chiaro che tutte le istituzioni russe che operano all'estero, a partire dalle ambasciate, arrivare ai corrispondenti e insomma passando per tutte quelle istituzioni che solitamente operano nei paesi stranieri, ecco, sono piene zeppe infiltrate dai servizi segreti. Io non mi sorprenderei se facessero parte dei servizi segreti anche alcuni degli ospiti che i miei colleghi hanno invitato con tanta disinvoltura ai talk show in queste settimane. Perciò un paese che ha delle precise ambizioni, ma che non si rende conto che nonostante tutti gli argomenti a suo favore che ho elencato fino a questo momento non è più l'Unione Sovietica di una volta e che non riesce a proiettarsi nel futuro, e io credo lo abbia dimostrato apertamente con l'ultima guerra che è in corso in maniera drammatica in queste settimane, che tutti noi suppongo non vediamo l'ora che finisca. Perché? Perché la Russia ha risposto al mondo di domani con una guerra da mondo di ieri, senza poterselo permettere. Io fino a 2 giorni prima dell'intervento armato a Mosca, per pura combinazione, perché era il giorno del mio compleanno, quindi io avevo prenotato il viaggio da mesi prima e insomma di andare a Mosca non dico di vacanza, ma insomma un clima un po' rilassato. E invece appunto ho passato 2 settimane a lavorare in maniera forsennata e tutti gli interlocutori con cui ho avuto possibilità di interagire, tra cui anche persone vicine allo Stato Maggiore, mi avevano assicurato che non ci sarebbe stato un intervento armato. Ma la cosa interessante era la motivazione che adducevano a sostegno della loro tesi. Mi dicevano: noi questa guerra non ce la possiamo permettere. Non ce la possiamo permettere dal punto di vista economico, non ce la possiamo permettere dal punto di vista militare perché siamo palesemente inadeguati, non ce la possiamo permettere dal punto di vista emotivo. Perché? Perché per un russo andare a sparare a un ucraino non è come, con tutto il rispetto, andare a sparare a un ceceno e andare a sparare a suo fratello. È stato calcolato che un russo su 3 ha un parente stretto che vive in Ucraina o che proviene dall'Ucraina. Quindi immaginatevi proprio il portato anche emotivo, tra le altre cose, vissuto da ragazzi mandati al fronte a 20 anni, a volte con appena 6 mesi di addestramento. Uno dei motivi per cui la Russia ha perso così tanti generali sono 2. Il primo è che proprio per una tradizione russa i generali stanno in prima linea con i loro soldati. In secondo luogo è che mandando al fronte ventenni con 6 mesi di addestramento, se questi non vedevano neanche un generale combattere a fianco a loro, già le defezioni e gli ammutinamenti sono stati parecchi, e non mi voglio immaginare senza nemmeno figure di riferimento importanti come sarebbe andata a finire. Quindi insomma questa è la parte, diciamo, come si è poi evoluta la situazione. In realtà la Russia avrebbe dovuto muovere guerra in maniera completamente diversa, come descrivo nel libro, quindi affidandosi alla cosiddetta dottrina di Gerasimov.
destabilizzando l'Ucraina, e abbiamo visto durante le rivolte di Euromaidan come anche l'opinione pubblica internazionale fosse sostanzialmente spaccata in due tra chi credeva che in Ucraina fosse veramente in piazza gente filo-europea che andava a manifestare perché è preoccupata per la sua libertà, e chi invece già ai tempi pensava che l'Ucraina fosse, seguendo diciamo la propaganda russa, questi gruppi fossero infiltrati da elementi dell'estrema destra che poi abbiamo scoperto dopo aver avuto un ruolo davvero marginale in queste rivolte. E anche purtroppo in questa situazione, in questa guerra drammatica, terrificante, così forte nei confronti di questo conflitto, come peraltro in precedenza ha fatto anche conf cooperative, e sono molto contenta di vedere che due comunque comparti importanti del mondo economico e sociale italiano abbiano preso una posizione così ferma e irremovibile, perché devo darvi una brutta notizia: Putin sta perdendo la guerra dal punto di vista militare, ma in Italia la guerra dal punto di vista della propaganda rischia di vincerla, anche purtroppo per l'aiuto dato da alcuni miei colleghi, soprattutto televisivi, ma direi non solo, e anche purtroppo da alcuni leader politici. L'avrete lette tutti ieri le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che è un ex premier, tra le altre cose un ex primo ministro, e che da anni intrattiene rapporti di amicizia personale con Vladimir Putin. E poi ecco, ci sono anche tutte le titubanze del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha iniziato a porre dei dubbi sull'opportunità di inviare armi all'Ucraina e sull'opportunità di far rientrare Svezia e Finlandia nella NATO. Ecco, devo dire che un certo imbarazzo, l'Italia è l'unico paese in Europa dove il dibattito è così polarizzato, e per me, che comunque questa guerra non lineare l'ho studiata a lungo e che ho cercato di descrivere il più possibile nel libro, qua stiamo andando incontro a quella che Vladislav Surkov, che è stato uno dei grandi ideologi del putinismo, chiama l'epoca della confusione, cioè un'epoca in cui tutti dicono il contrario di tutto. Ci sono elementi che non sono volti a sviluppare un dialogo costruttivo, ma a dividere l'opinione pubblica, e in un ambiente, in un contesto del genere, nell'epoca della confusione, qualsiasi verità ribaltata che viene introdotta alla fine rischia di avere la stessa dignità della verità, punto e basta. E noi purtroppo questa cosa la stiamo sperimentando sulla nostra pelle in questi giorni. Io devo dirvi, a parte il fatto che chi mi conosce lo sa, io lavoro per i miei lettori, nel senso che veramente loro sono il mio primo giudice, in qualche caso, in un certo senso sono anche proprio il mio editore. E la cosa più bella che mi è capitata in settimane che veramente sono drammatiche da tutti i punti di vista, perché impongono anche una riflessione umana e professionale forte per la piega che stanno prendendo gli eventi, sono stati i miei lettori che mi hanno scritto e mi hanno detto: se non avessi letto il tuo libro ci sarei cascato anch'io. E quindi insomma, quando io ho iniziato a scrivere questo libro, peraltro l'invasione dell'Ucraina era lontana anni luce, il libro è uscito il 20 gennaio, la guerra è scoppiata il 24 febbraio, quindi diciamo che io ho scritto questo libro in tempi non sospetti, basandomi però su quello che è successo in altri paesi. E nella terza parte io descrivo in maniera credo abbastanza circostanziata come la Russia, tutto anche di come i russi abbiano influenzato in maniera pesante, e questa è la cosa che veramente non gli perdonerò mai, il referendum sulla Brexit. Ed è molto interessante perché gli americani si sono fatti cogliere molto di sorpresa da questa guerra non lineare russa. Devo dire che così di sorpresa che hanno sorpreso anche me, nel senso che non li facevo così ingenui. Gli inglesi sono stati ancora peggio, c'è un rapporto comunque dei servizi segreti, del Parlamento sui servizi segreti dove viene ampiamente evidenziato il fatto che l'MI6 ha preso davvero molto sotto gamba gli sciami, i troll e le operazioni di disinformazione che sono state fatte nelle settimane precedenti al referendum sulla Brexit. Quindi ecco, la cosa che mi preoccupa è che tutto quello che io ho studiato e che ho visto applicato in altri paesi
in questo momento lo vedo applicato e devo dire anche in maniera sempre più pressante e strutturata nel nostro paese, e se penso che l'anno prossimo voteremo, ecco, io veramente spero che il mio libro possa rappresentare uno strumento non per dire questo ha ragione, questo ha torto, ma quantomeno, userò un'espressione che va molto di moda adesso, per coltivare il dubbio, e tra tutti i dubbi che si possono coltivare c'è anche quello che qualcuno stia cercando di fregarci. Grazie per questa presentazione efficace. Con Marta abbiamo concordato, dopo la sua presentazione, di lasciare lo spazio al dialogo, quindi io chiederei ai presenti, chi vuole, di fare delle considerazioni, delle domande. Io comincio magari, perché adesso c'è già qualcuno che parla del dopo Putin, e tu prima facevi riferimento al fatto che comunque c'è un cerchio magico, che non è uno che fa tutto da solo, ecco. Ecco, cosa ci aspetta da questo punto di vista? Cioè, cosa sta succedendo in Russia dal punto di vista di una possibile successione o comunque di un avvicendamento che, insomma, con l'avanzare della guerra, con questi risultati catastrofici, rischia di diventare davvero un'opzione realistica. Certo. Ma allora, io credo che questa guerra abbia sicuramente accorciato il periodo in cui Vladimir Putin starà al potere, posto che pare che Vladimir Putin abbia dei seri problemi di salute, però ecco, io tenderei a non puntare tutto su quello, anche perché onestamente non credo che sia così che vada chiusa la faccenda. Cioè, non penso che se Putin dovesse essere chiamato dal Signore alla vita ultraterrena, i problemi della Russia si risolveranno. Perché? Perché c'è quel cerchio magico di cui parlavamo prima, che è quello poi nel paese. Va anche detta una cosa: noi sappiamo che Putin è al potere, sappiamo chi è, sappiamo che in questo momento è un leader molto debole. Adesso io, perdonatemi il cinismo, sto veramente ragionando da analista. Non sappiamo chi verrà dopo di lui, e non è detto che chi verrà dopo di lui sia meglio sia più furbo, anzi i due nomi che circolano mi fanno gelare il sangue nelle vene. Poi nel Cremlino tutto può succedere, perché considerate che, come ho detto prima, Putin è circondato da persone che hanno più o meno la sua età, la sua visione del mondo, e che stanno portando il paese al collasso economico. C'è tutta una generazione di mezza età, intorno ai 45-50 anni, che sono cresciuti avendo questi come tappo e che ovviamente scalpitano per emergere, e che è gente che molto spesso ha vissuto all'estero e quindi ha una mentalità, se non più democratica, quello ce lo possiamo scordare purtroppo, e purtroppo per i russi, ma quantomeno almeno un attimino più furba e più dedita all'opportunità di instaurare con l'Occidente relazioni diverse. Quindi non vedremo la Russia diventare una democrazia purtroppo, ma non la vedremo nemmeno finire a dei livelli come nemmeno durante l'URSS. Domani io pubblico un pezzo su Avvenire dove descrivo la chiusura del McDonald's. Il McDonald's di Piazza Pushkinskaya, per chi se lo ricorda, fu salutato dai russi come la fine di un'epoca e l'inizio, insomma, di un'epoca di apertura anche all'Occidente, al libero mercato. Ecco, invece adesso in una regione della Russia stanno studiando un'alternativa alla Coca-Cola. Lo stabilimento della Renault, che ha ceduto al comune di Mosca, verranno prodotte auto di epoca sovietica, quindi insomma è veramente una Russia che torna indietro in un modo che, vi devo dire, io che quel paese lo amo molto, ma ecco, torna indietro proprio in un modo persino doloroso, perché mi vengono in mente comunque tutte le persone che ci sono, che a questa guerra non erano assolutamente d'accordo, e penso anche sia un'occasione persa per tutti, perché è chiaro che anche senza Vladimir Putin una Russia in queste condizioni rimane inevitabilmente un problema, un paese che può facilmente essere assorbito dall'orbita di Pechino,
che poi rimane il vero avversario, il grosso problema, quando in questi giorni mi stanno dicendo gli americani è colpa della NATO. Io onestamente, per come gli americani si stanno sfilando progressivamente dall'Europa e dalla macro regione mediterranea, l'ultima cosa che secondo me Biden avrebbe voluto era un conflitto in Ucraina, per come la vedo io, basti vedere anche come ha reagito con l'Afghanistan, quindi insomma. E poi è un presidente che in autunno va a votare per le midterm, quindi onestamente che gli americani abbiano voluto questa guerra è una lettura che per me davvero come analista regge pochissimo. Perciò ecco, il dopo Putin, tra l'altro devo dire che uno non sappiamo appunto come siano le condizioni di salute del presidente, ma poi ecco, rimpiazzare una persona come Putin non è facile. Perché? Perché un presidente della federazione russa deve avere determinate caratteristiche. Uno deve tenere insieme tutte le correnti che ci sono non solo all'interno del Cremlino ma all'interno delle stesse correnti, perché diciamo che i servizi segreti russi non sono esattamente un ambiente pacifico e tranquillo e facile da tenere insieme. Deve poi rapportarsi con un paese che ha una struttura amministrativa complicatissima, non complicata. Noi abbiamo le regioni e le province, in Russia ci sono le repubbliche autonome, ci sono le oblast, ci sono i krai, ci sono le regioni indipendenti. È davvero molto complicato. E poi comunque ci sono paesi borderline che fino a questo momento vengono tenuti insieme proprio grazie a un rapporto personale che Putin ha. Ne cito uno per tutti, che conoscerete tutti benissimo, Ramazan Kadyrov, che è il presidente della Cecenia, paese vitale per la Russia, che la Russia non può assolutamente permettersi di vedere andare via. Uno dei motivi per cui dopo la seconda terribile guerra di Cecenia, raccontata molto bene da Anna Politkovskaya, non ci sono più stati problemi almeno in apparenza, è perché sostanzialmente Putin permette a Kadyrov a casa sua di fare quello che vuole e quindi di comportarsi da dittatore sanguinario. La Cecenia ha una costituzione che permette un grado di autonomia abbastanza elevato e in cambio però Kadyrov con Mosca arriva diritto. Quindi insomma, e poi ovviamente ci vuole una persona che abbia uno standing all'estero, che sia in grado di andare a rapportarsi con il Presidente degli Stati Uniti, con il Presidente della Cina, con i singoli paesi dell'Unione Europea. Per quello che dico che trovare un sostituto a Putin non è facile, soprattutto in un paese dove c'è una democrazia assolutamente fittizia, dove i partiti, soprattutto Russia Unita, che è il partito del Presidente Putin, sono pieni sostanzialmente di burocrati, di funzionari, ma non di persone che hanno fatto della politica il loro mestiere. Putin per primo si è guardato molto bene dal pensare alla successione, non ci pensa proprio alla sua successione. E sono tutti motivi per i quali adesso la Russia si trova in una situazione di difficoltà, anche perché questa guerra sicuramente ha impresso un'accelerazione su un modo di gestire il paese che in qualche modo deve cambiare. Il problema è quando e soprattutto il problema è come. Grazie. Allora, Luca, poi c'era anche, metteteli, poi venite pure qua così li vedono tutti. Grazie. Buonasera, grazie dell'intervento. Domanda: quanto è possibile o probabile il rischio che alla luce di tutto quello che è stato detto ci sia una disgregazione fra qualche tempo della federazione russa, anche con tutte le pulsioni degli stati, degli oblast, di tutta l'organizzazione amministrativa di cui si è parlato? Questo è un rischio che viene paventato da alcuni commentatori e vorrei sapere anche, capire la sua posizione, la sua opinione su questo, perché molti dicono che la disgregazione è addirittura peggio di un governo comunque pessimo ma accentratore che in qualche modo tiene insieme un paese così grande. Ma vede, grazie per la domanda che implica una risposta non facile, perché il rischio che ci sia una disgregazione c'è, cioè che ci sia una situazione del dopo di lui il diluvio c'è, lo dicono in tanti analisti, e uno dei motivi per cui questo dubbio viene alimentato è il fatto che Putin è al governo da oltre 20 anni, quindi ha identificato se stesso con la Russia.
la Russia ha una componente nazionalista molto forte, e però non ha questa, che ne dicono alcuni commentatori nostrani, questa compattezza culturale per la quale rimarranno sempre e per sempre insieme, anche perché ci sono comunque delle repubbliche che spingono per avere un maggior grado di autonomia, e non è detto che Mosca sia pronto a riconoscerlo. Perciò il fatto che magari non nell'immediato, ma che dopo Putin, nel caso in cui non dovesse essere, diciamo, sostituito, perché Putin non avrà un successore, avrà un sostituto, che sono due cose un po' diverse, da una persona all'altezza, io non escludo certo che in alcune regioni della Russia possano mettersi in moto dei meccanismi, io penso anche magari alle regioni dell'estremo oriente della Russia o nella Siberia, possano mettersi in moto dei meccanismi di autonomia, assolutamente, assolutamente. Anticipo che sono sempre stato un po' piedino sono sempre stato un po' piedino oltre che a chiamarmi Michele. Io ho una serie di dubbi, a me sono rimaste, ce n'è uno che è chiaro da che parte stare, e sicuramente sto dalla parte del popolo invaso e del popolo ucraino, però una serie di dubbi continuo ad averli e sto cercando risposte. Allora io penso che Putin e la Russia e quel gruppo di potere che sta detenendo il potere in quel paese da tempo sia tutto tranne che stupido. Tenere assieme un paese di quelle dimensioni, con quelle tensioni e con una pressione internazionale derivata dal fatto, adesso io non sono uno di quelli che dice che la NATO lo circonda, però oggettivamente all'interno del sistema economico globale che è fondato da tre grandi blocchi, l'Europa, gli Stati Uniti e la Cina, la Russia rischia di essere davvero come un vaso di vetro schiacciato dai vasi di coccio di un'economia globale che ha delle sue dimensioni. Siccome ritengo, ripeto, che Putin non sia stupido, perché entrare a fare una guerra sapendo che non ha un'organizzazione militare capace, un'organizzazione logistica che lo tiene? Anche dal punto di vista della tattica militare, il fatto di aver deciso di rinunciare alla supremazia aerea che aveva in Ucraina, perché misteriosamente questa cosa è successa. Allora, questa è una domanda che mi assilla, perché penso che anche dietro a questa risposta ci stiano una parte di elementi sui quali ragionare. Sulla guerra degli hacker, e quindi questi tentativi, parlo che abbiamo appena avuto un attacco hacker, noi a Venezia ci hanno buttato tutto, ci hanno chiesto 2 milioni di euro di riscatto, poi ci facevano lo sconto a uno di 2 milioni di dollari di riscatto, 1 milione se pagavamo prima, ci facevano pure lo sconto. Quindi, però al netto di tutto questo, il tema della guerra cibernetica non è una prerogativa dei russi. I russi nascono, i russi si sviluppano, la cinematografia assegna all'est Europa questo tipo di caratteristica, e magari lo è, però la guerra hacker e la guerra della disinformazione secondo me non vanno a braccetto. La disinformazione è una storia che risale agli antichi romani, non è che la inventano i russi, è stata usata, la storia la scrivono i vincitori, e dietro delle pagine di storia solamente il fatto molto spesso di farci tutte le domande, di non accettare pedissequamente quello che leggiamo, quello che viene scritto, emergono delle articolazioni un po' diverse. Dietro a questo, pertanto, la domanda che mi viene è, siccome le guerre quando nascono non nascono, o nascono da folli, Napoleone, Hitler, Mussolini, eccetera, oppure, così come ci insegna la storia, nascono da motivi economici. Qual è il motivo economico o qual è il modello economico al quale guarda un'azienda? Un paese come la Russia, che ha il PIL che si è descritto e che ha sicuramente l'unica consapevolezza di essere una potenza nucleare. Seconda questione sull'ultima battuta. Ma se è vero che tutto questo processo di disinformazione ha spostato l'esito della Brexit,
sempre per non fare superficiale. Qual è la linea rossa che a questo punto lega Assange, Putin, Trump, il presidente Boris Johnson, quello che si pettina al mattino, sì. Il Movimento 5 Stelle, Berlusconi, la Lega? Cos'è che li lega? Perché anche lì non penso che se esiste un filo rosso che leghi il problema sia Putin che invade l'Ucraina. Dietro c'è qualcosa di un po' più elevato, senza voler fare il complottista, ma se cominciamo a dire che queste cose sono legate al netto della salute di Putin e di Xi Jinping, perché leggevo che pure lui non stia molto bene con un aneurisma probabile, e anche qua apro parentesi, disinformati, appunto di domanda, contro disinformazione. Qual è la roba che lega tutte queste persone sparse in giro per il mondo? Perché allora probabilmente la risposta non la troviamo sulla follia di Putin o su chi lo sostituisce, ma probabilmente con qualcosa di un po' più articolato. Grazie. Ma allora, dunque io di domande ne intravedo 3 dal suo intervento. All'obiezione, visto che Putin non è stupido perché lo ha fatto, in realtà Putin è un leader logo, ha il potere da oltre 20 anni, ha perso completamente il polso della situazione, anche proprio plasticamente, lo si vede, lui da una parte del tavolo e tutto il resto del mondo lontano i metri, che ancora un po' ci vuole il microfono perché parlino. Quindi sul fatto che Putin non sia uno stupido, che non sia stato uno stupido, sono molto d'accordo. Sul fatto che Putin in questo momento sia completamente fuori controllo, io lo posso assicurare. Perché comunque anche sia a livello politico sia a livello di Stato Maggiore gliel'hanno detto tutti che questa guerra non la poteva fare. Elvira Nabiulina, che è la governatrice della Banca Centrale, che adesso sta facendo una politica di inflazione anche abbastanza ardita su ordine politico, vuole dimettere da mesi e non può farlo. Perché? Perché essendo comunque una donna con vite di primo ordine e comunque, voglio dire, molto anche reputata dalle istituzioni finanziarie, economiche e finanziarie internazionali, se dovesse andare via adesso è proprio la croce sull'economia. Perciò guardi, il problema è che lui è andato a infilarsi in quella che sarà la sua morte politica da solo e ci è andato a sbattere a 300 all'ora. Poi, sua obiezione, la Russia non ha usato l'aviazione. C'è una cosa, anzi 2. In primo luogo, questa ancora oggi in Russia viene chiamata operazione militare speciale, non viene chiamata guerra. In questo momento Putin sta facendo inviare a migliaia di persone che hanno fatto il servizio militare o che hanno fatto l'accademia militare delle lettere per regolarizzare la loro posizione anagrafica. Questi vanno al centro di reclutamento e gli viene offerto di andare nelle retrovie a combattere. Lei mi dirà perché non lo fa apertamente? Perché si chiama la mobilitazione, deve dichiarare guerra. Perché se usa l'aviazione, quella è una guerra. L'aviazione è proprio è il corpo d'armata con il quale tu vai a fare una guerra, non è un'operazione militare speciale a quel punto, tu stai proprio invadendo i cieli di un altro paese. E quindi sono tutti motivi per cui Putin non li può utilizzare. Perché? Perché a quel punto dovrebbe andare dal popolo russo, che ancora gli crede perché è vittima di un lavaggio del cervello H24 su 7, che ho sperimentato anche io mentre ero a Mosca, e essendomi occupata di censura turca, occupandomi di censura turca ormai da quasi 20 anni, sono anche abbastanza tarata per le basse temperature, ma quello che ho visto in Russia probabilmente si vede solo in Corea del Nord in questo momento. Però ecco, se Putin dovesse usare l'aviazione, persino il popolo russo, quella parte del popolo russo che gli crede, allora dovrebbe essere costretto a dire: signori, guardate, non ve l'ho detto, non si chiama operazione militare speciale, stiamo facendo una guerra. C'è poi una seconda lettura, e questa è la lettura degli esperti militari. Purtroppo fino a questo momento l'esercito russo, diciamo che non si è distinto per brillanti performance sul campo. Gli hanno affondato il Moskva, che era comunque il fiore all'occhiello cosiddetto della flotta del Mar Nero. Lei pensi se iniziano a cadere anche in caccia, la figura che fanno. Esatto, ma poi oltretutto mi permetta di fare un ragionamento molto brutto e cinico, però è un ragionamento proprio militare. Se muore un fante
è un dolore, per carità, enorme. Se muove un aviatore ha un capitale umano molto più elevato rispetto al Fanti, perché tu quella persona l'hai addestrata per anni per andare a pilotare caccia che costano milioni di dollari. E la Russia, proprio anche per il momento economico che sta passando, non si può permettere di correre questo rischio. È un suicidio, guardi, questa operazione militare speciale è un suicidio assistito. Oltretutto fa ancora in tempo alla Russia ad andare ancora peggio, perché il terreno in Ucraina in questo momento è ancora fangoso. Nel momento in cui l'Ucraina riesce, anche grazie alle armi che gli stiamo mandando noi e che soprattutto gli stanno mandando gli americani, a organizzare una controffensiva a terreno secco, sono in possesso di missili che hanno un margine di errore di 1 metro. E io veramente spero che i russi, visto che ci sono dei ragazzi al fronte di 20 anni, spero che a quel punto i russi se ne siano già andati da un pezzo, anche perché dramma nel dramma, e poi la guerra va raccontata in tutte le sue sfumature, ci sono migliaia di madri che non sanno dove siano i figli. Se lei va sui social russi, ma anche sui canali Telegram che gli ucraini hanno settato, hanno creato apposta con le foto di soldati feriti, in qualche caso addirittura irriconoscibili, col documento di fianco, in modo tale che le madri possono andare lì e vedere se almeno tra quei canali Telegram vengono a sapere dove siano i figli. Guardi, veramente questa guerra ha dei risvolti anche a livello proprio di rispetto della vita umana, ma dei russi nei confronti dei russi, dico, davvero impressionante. E è molto interessante secondo me che alla parata del 9 maggio Gerasimov non ci fosse. Peraltro qui passo al suo secondo appunto: la disinformazione e la guerra cibernetica non vanno a braccetto. No, mi dispiace, vanno a braccetto, si chiama approccio mistico al danno e fa parte della dottrina Gerasimov che ho spiegato nel mio libro. La cyber war, che i russi chiamano info war, la chiamano cyber war solo quando è riferita a quella americana, e la guerra dell'informazione la fanno tutti, come anche le misure attive dell'età dell'antichità. Il primo grande caso di misure attive di inganno del nemico è il cavallo di Troia, e tutti noi abbiamo studiato sui libri. Il problema qual è? Il problema è che la Russia ha messo insieme tante componenti e ne ha fatto una strategia militare alternativa, e questo è il problema. Loro lo usano in modo strutturato, la infowar russa, la roba drammatica che va avanti sempre, anche quando sostanzialmente non c'è nulla di cui occuparsi. Nella fabbrica delle notizie di San Pietroburgo, e devo dire che la cosa insomma mi dispettisce un attimino, il lavoro è organizzato come quello di una redazione, cioè la mattina c'è il caporedattore degli esteri, il caporedattore degli interni, quello della cultura, e dicono va bene, ok, oggi cosa succede, che ne so, in Italia, su che cosa possiamo andare a fare un po' di casino. Perché? Perché l'obiettivo è quello di inquinare il dibattito all'interno delle società occidentali. E questo fino al 2013 sostanzialmente serviva solo a consolidare, a dare un'immagine positiva della Russia e di Putin. Poi questi hanno detto: ma perché io mi limito a dare un'immagine positiva della Russia e di Putin quando posso dare un'immagine negativa delle loro società in cui vivono? Perché poi purtroppo l'obiettivo è quello di far vedere che tutto sommato il modello russo è un modello che funziona. Putin, per alcuni leader in casa nostra, per me in modo assolutamente inspiegabile, per tutti i motivi che ho cercato di elencare fino a questo momento, è un leader di successo. E il messaggio che vogliono far passare è che tutto sommato una democratura russa non sarà una democrazia perfetta, ma funziona molto meglio delle tanto blasonate democrazie occidentali. Il punto, ed è un problema grosso questo, e che implica una riflessione anche nella mia categoria forte, è che quello che per noi è un valore, la libertà di informazione, la libertà di espressione, per loro è un ventremolo in cui colpire. C'è poco da fare. Qualche settimana fa, un paio di settimane fa, era stata avanzata l'ipotesi di chiudere una trasmissione televisiva che per me avrebbe dovuto essere chiusa perché è semplicemente una trasmissione televisiva fatta male, ma anche senza questa purtroppo sciagura della guerra. E però si è gridato subito alla censura. Da una parte ho detto santo cielo, qui non andiamo più a casa, dall'altra però ho detto alla fine questo è il nostro salvavita. Perché io poi, guardi, lo dico in maniera molto serena, quando dicono censuriamo di qui, censuriamo di là, a parte il fatto che una cosa più diventa censurata, più diventa appetibile.
quindi mi pare anche dal punto di vista psicologico-metodologico sbagliato. E poi in realtà così ci mettiamo sul loro piano. E invece noi dobbiamo far vedere che siamo diversi da loro e che nonostante questo non ci riusciranno a sconfiggere, almeno per quanto mi riguarda. Ultima domanda, filo rosso. Questa è una domanda molto interessante. Io non le posso dire se ci sia un legame tra Putin e Trump, ci sono state comunque c'è il rapporto Mueller di cui parlo nel libro, e lì è stato dimostrato che persone vicine a Trump comunque hanno avuto contatti con la Russia di Putin anche abbastanza stretti. Non è stato coinvolto l'ex presidente, bisogna dirlo, però vorrei anche dire che all'inizio di questa operazione militare speciale Trump ha definito Putin un genio, che insomma mi è sembrata un'uscita quanto mai improvvida e anche insomma non gli ha portato benissimo, ma fa niente. Però quello che le posso dire è che c'è un filo rosso che unisce la galassia Novax, la galassia di persone afferenti all'estrema destra come all'estrema sinistra, e seguaci della dottrina del QAnon, quindi complottisti, e questo c'è, io credo abbia anche delle motivazioni forse a volte psicologiche se non addirittura psichiatriche, però è un fatto che alcuni gruppi Telegram che sono gestiti da neofascisti anche con diversi DASPO all'attivo alle volte, da Novax si siano trasformati in filo Putin. Io poi da qui a dire che c'è un movimento internazionale sotterraneo volto al sovvertimento di determinati valori, di determinati modi di concepire la democrazia, ci passa un bel po' di spazio. Però il problema c'è, il dubbio che ci dobbiamo porre c'è, la minaccia c'è. Poi attenzione, anche lì, dare il giusto peso alle cose, perché anche il movimento Novax, che in Italia è stato comunque particolarmente violento, l'Italia sul tasso di vaccinazione è stato un esempio per tutti quanti. Quindi insomma guardare poi alla fine come con le armi della ragione si possa combattere. E io guardi, in questo momento per me è un momento davvero di grandissimo disagio, perché io vorrei fare informazione come sto facendo stasera, andando nel profondo, cercando di spiegare tutto quanto, e poi ogni tanto mi trovo invece a dover smentire, smontare punto per punto quello che è stato detto nel talk show la sera prima. Perché poi la cosa drammatica, e questo è in realtà, proprio pensando alla guerra non lineare, quello che vogliono i russi, non si parla più del fatto se l'Ucraina abbia ragione o la Russia abbia torto, si parla di quello che ha detto il determinato tizio Caio Sempronio in televisione. E guardi che non c'è nulla di più elementare nelle tecniche di disinformazione di deviare la discussione lontano da quello che poi è la madre del problema. E la madre del problema, come ha detto giustamente lei, che c'è un paese invasore e un paese invaso. Mi dispiace, ma questo anche solo dal punto di vista del diritto internazionale è inoppugnabile, non ha alcun tipo di giustificazione. Allora, prima avete parlato del futuro prossimo della Russia, no? Che sta svoltando verso l'autarchia. Però questo com'è che va diciamo, come può andare verso l'autarchia con internet, con quello, voglio dire, può fare a meno del mondo? Potrà fare a meno del mondo? No. Ma questo poi è il vero grande problema. La Russia in questo momento è fuori dai circuiti di pagamento, dai grandi circuiti di pagamento internazionali, per quanto molti paesi, tra cui il nostro, stanno iniziando a valutare l'ipotesi di pagare il gas in rubli. Ci sono 144 milioni di persone che dal mondo sono isolate in parte. E questo è un problema, cioè per quanto la Russia possa produrre la Comicola o possa avere Ziovania, perché il successore di McDonald's si chiamerà molto probabilmente in onore dell'opera di Chekhov, sarebbe interessante sentire Chekhov che cosa ne pensi, ma fa nulla. Per quanto possono andare avanti così? Perché nel frattempo in Russia, dove ci sono dei problemi demografici molto importanti, quindi non è sicuramente la parte della popolazione principale, ma ci sono ragazzi nati dopo il 1991 che non solo del comunismo non ne vogliono sentire parlare, non l'hanno neanche visto, in compenso sono cresciuti in un paese con tutti i limiti grossi imposti dall'attuale regime. È un paese dove però le merci occidentali sono sempre entrate, i modelli occidentali sono sempre entrati, le canzoni occidentali sono sempre entrate, e vai a togliere tu a questi ragazzi tutta quella roba. Molti stanno cercando di scappare,
alcuni sono vittime di questo, come dire, di questa propaganda nazionalista, però io di recente parlavo con un mio amico analista e lui mi diceva: guarda, già in questo momento l'economia russa va malissimo non male, io non mi voglio immaginare a dicembre la gente a che punto sarà. Quindi anche tutta la retorica nazionalista, nel momento in cui poi tu perdi quelle che consideravi le tue sicurezze, perché ve lo dico molto serenamente, un regime autoritario non cade perché la gente si rende improvvisamente conto che c'è la democrazia, un regime autoritario cade perché alle persone non conviene più. Ve lo dico proprio in maniera molto... Quando Erdogan verrà sconfitto alle urne e ce lo saremo levati di torno, lo vedo un po' difficile, però insomma quando capiterà, non sarà perché il popolo turco improvvisamente rivuole la democrazia che aveva prima di Erdogan, sarà perché l'economia non gira più come una volta. E così sarà anche per la Russia. Chiaro, la Russia è un paese complesso 10 volte tanto la Turchia, e soprattutto Putin, che è molto furbo, nei mesi precedenti ha fatto in modo di blindare tutti i capi, tutti i presidenti delle repubbliche autonome e delle oblast più importanti, dove sostanzialmente ci sono suoi uomini di fiducia al comando, e veramente smantellare un sistema del genere è dura. Io ogni tanto quando parlo con i miei amici russi loro mi dicono: guarda che alla fine però il nostro paese non può essere gestito come una democrazia perché è troppo un casino. Sicuramente ne prendo atto, anche se insomma ci si potrebbe almeno provare, e poi loro ottengono proprio il rischio di questa disgregazione a cui faceva riferimento l'intervento di prima. Il problema è che se continua così loro avranno un'implosione tale che non riusciranno più a fronteggiarla, perché per quanto tu mi metta in galera Navalny, per quanto cerchi di avvelenarmelo, per quanto mi ammazzi la Politkovskaya, per quanto puoi chiudere tutti i media del mondo, però proprio la gente si stanca. Anche quella che in questo momento è vittima di una propaganda e un lavaggio del cervello che davvero ha raggiunto dei livelli incredibili, perché poi oltretutto adesso la maggior parte dei russi, se voi ci parlate, ti dicono che sull'operazione militare speciale i media occidentali stanno raccontando bugie, che non è vero, che la Russia sta perdendo, che sta andando benissimo. Ieri sera è successa una cosa molto interessante. Sul primo canale, su Russia 1, quindi Russia 1, hanno invitato un esperto militare che ha detto che gli ucraini stanno respingendo i russi, e lo ha detto in diretta. Ora, se viene approvato quell'ospite e gli viene fatta dire in diretta una cosa del genere, è perché qualcuno molto in alto ha voluto lanciare un messaggio. Io dico che più Putin va avanti, più accorcia la sua permanenza al potere, e più va avanti, più c'è il rischio che anche per i russi questa faccenda vada a finire molto male, sta già finendo molto male. Io non li voglio giustificare assolutamente, però ci sono un sacco di persone che, sapendo che rischiano la galera, sono scese in piazza e sono soprattutto giovanissimi. La cosa interessante della società russa in questo momento è che ci sono famiglie letteralmente spaccate in due, tra i giovani che dicono agli anziani: ma vi rendete conto di come state messi? Perché? Perché sono nati in un mondo completamente diverso. Purtroppo le persone, magari quelle della mia età no, ma la generazione successiva, quindi un pochino più anziani, intorno ai 55-60 anni, sono anche loro persone del mondo di ieri, sono abituate a vivere in uno stato che ha loro da tutto, poco, ma un po' di tutto, diciamo, e non si rendono conto del fatto che tutti i soldi, e sono stati veramente tanti, che sono entrati ed entrano nella Russia grazie al gas, non sono stati reinvestiti per far crescere quel paese in maniera virtuosa. L'intervento di prima, il signore è andato via, Pierino, c'è ancora, mi scusi, parlava di quale modello economico russo, questo infatti lo dovrei chiedere al presidente Putin, perché i soldi per far funzionare le cose volendo ce li ha, e come, però finché li distribuisce tra lui e i suoi amici è chiaro che poi, e tutto il resto lo dà in sussidi che poi lasciano il tempo che trovano. Io poi, con tutto il rispetto ovviamente per le categorie che di questi soldi ne hanno veramente bisogno, meno assistenzialismo c'è, più c'è la possibilità che uno Stato diventi uno Stato ambizioso, con una società comunque che vuole costruire qualcosa. Questa è la mia idea personale, però è un fatto che in Russia c'è un modello economico che non esiste. Nel 2019, sì,
o 2020, non me lo ricordo mai quando è stato il rimpasto di governo. Putin ha fatto il rimpasto di governo, ha torto Medvedev, che era il presidente del Consiglio, e ci ha messo Mishustin. Mishustin non è un politico, ha tenuto in piedi, ha riformato, diciamo, il Ministero delle Finanze, quindi insomma, scusi, proprio l'ufficio del pagamento delle tasse, l'ha fatto molto bene, e il mandato che Putin aveva dato a quel povero disgraziato di Mishustin, che continua a mandare warning della serie guardate attenzione perché marchiamo male ma continuano a non ascoltarlo, era proprio di creare un tessuto di PMI che in Russia sostanzialmente non esiste. E però chiaro che se tu mi nomini Mishustin nel 2020, poi scoppia il Covid e poi arriva una guerra, questo non solo non è stato messo nelle condizioni di lavorare. Quando tutto questo sarà finito, Mishustin, che è un altro che se ne vorrebbe andare ma non può farlo, dovrà ripianare i danni economici enormi fatti da questa guerra. Quindi guardi, è una situazione anche per la Russia davvero molto complessa. Il problema qual è? Il problema è che non essendo una democrazia ed avendo tutti molta paura di fare una brutta fine, in questo momento contro Putin non ci va nessuno, c'è poco da fare. Lo stesso Lavrov, che quando io ero a Mosca, e adesso oggi siamo al 17 maggio, io 3 mesi fa ero esattamente a Mosca, mi dicevano Lavrov sta facendo di tutto per convincerla a trattare. Adesso abbiamo avuto anche un fulgido esempio su una nostra rete, Lavrov è diventato il più falco dei falchi, addirittura ha sparato insomma questa cosa terrificante su l'origine ebraica di Hitler, eccetera. Non calo un velo pietoso su come è stata condotta quella, che non è un'intervista, è stata la possibilità a Lavrov di fare un comizio, però anche lì, se lei guarda le interviste di Lavrov alle emittenti straniere, sono pochissime. Perché? Perché Lavrov non è un politico, non è un comunicatore, quindi lui appena ha un po' di contraddittorio lo si può mettere all'angolo. Lui è un diplomatico di lungo corso, una preparazione anche estremamente raffinata come diplomatico, ma non è un uomo da intervista, per quello che non ne concede, e se ne concede una lo fa dietro determinate clausole che poi non sono appunto quelle dell'intervista, ma la possibilità di fare un comizio. È andata male però, dato che ha dovuto chiedere scusa a Putin. Ma lì in realtà secondo me c'è stata anche proprio loro secondo me hanno sottovalutato Israele, cioè non pensavano che Israele avrebbe reagito in quel modo, anche perché io non sono una specializzata sulla politica di Israele e non amo parlare di posti che non studio, però è un dato anagrafico: in Israele su tipo 9 milioni di abitanti 2 sono russi, sono ebrei russi, quindi è chiaro che insomma diciamo che tutto quello che la Russia dice su un determinato argomento a Israele lo riguarda. Perciò insomma, e credo sia stato anche per loro una mossa abbastanza inedita, anche perché il ministro degli esteri israeliano era stato a Mosca da poche settimane e non se l'aspettavano probabilmente, però ben venga che sia arrivata questa reazione forte da Israele, anche perché insomma è stata detta una falsità di proporzioni galattiche e peraltro molto facilmente smascherabile. Bastava avere un team di fact-checking di fianco che andasse a googolare e si sarebbe reso conto che il portatore di questa teoria era uno a livello del saggio sui saggi di Sion, quindi insomma non ci voleva neanche tanto. Il problema è che non è stato fatto nemmeno quello. Per quanto riguarda gli aerei sul messaggero.it leggevo che per quanto riguarda i libri russi Kiev ha abbattuto 3 superjet di ultima generazione russa ieri, è comparso sul messaggero.it. Ognuno di questi alla Russia è costato 45 milioni di dollari, che poi sommati per 3, tanto per dire quanto sta perdendo. Invece mi premeva un attimino ritornare sulla nostra situazione italiana, perché diciamo scorrendo chat e così via, io leggo post o commenti di molti che in qualche maniera instillano questi dubbi
sulla correttezza, su questi aiuti all'Ucraina, non solo con mezzi di sussistenza ma anche con armi. Cioè ecco, veramente trovo che stiamo attraversando un periodo difficile. Prima l'abbiamo vissuto con la pandemia e adesso con questa situazione per cui vedo che la nostra società, che magari non è talmente preparata, si fa coinvolgere, ci sono questi gruppi che poi accomunano l'estrema sinistra, i gruppi nazifascisti, l'estrema destra e altri tipo i Novax, e però danno continuamente notizie. In più sono anche aiutati dagli interventi che ci sono di giornalai russi stipendiati da Putin che dicono però tutto serve per creare, ecco, su questo io vorrei capire un attimino come se ne può uscire, come potremmo fare in modo che la verità emerga, almeno su alcune cose fondamentali. Dunque, allora, grazie per la domanda. Dunque, mamma mia. Allora, anzitutto la guerra dell'informazione in questo momento, a parte la televisione italiana, però a livello di social media si sta combattendo davvero su Twitter e su Telegram. Sono due campi di battaglia, soprattutto su Telegram, dove i russi sono avanti, a parte il fatto che Telegram è un social russo. E poi hanno molta più dimestichezza a usarlo rispetto a tanti altri. Guardi, la mia idea, io lo dico in maniera molto serena, l'ho detto anche prima che iniziasse questo incontro, io sono molto preoccupata, ma tanto. Perché? Perché l'Italia ha un paio di problemi in più rispetto agli altri paesi. Uno, noi siamo percepiti dalla Russia come un paese amico ai limiti del manovrabile, per motivazioni storiche, perché abbiamo avuto il partito comunista più importante d'Europa, perché c'è comunque tutta una parte di società italiana politicamente, anagraficamente molto ben individuabile, a cui la Russia piace e non piacciono gli Stati Uniti, perché poi molto spesso non è nemmeno una questione di essere pro-russo o anti-russo, essere anti-americani per partito preso. E poi abbiamo un Presidente del Consiglio che ha intrattenuto con Putin rapporti di amicizia per anni, e quindi voglio dire, chiaramente alla luce di questi argomenti noi dai russi siamo visti come un paese amico. Poi attenzione, c'è anche un grande amore per la cultura italiana, non è? Però la Russia ci vede come un paese su cui non dico possa vantare qualche diritto, ma che tutto sommato può essere influenzabile, e questa è la Russia. Il problema è come ci vediamo noi, e questo è qui che mi fa molto arrabbiare la faccenda, perché noi siamo un paese del G7, siamo il secondo manifatturiero d'Europa, eppure ci facciamo sempre tirare in mezzo, blandire ora dalla Russia, ora dalla Turchia, e non siamo mai, secondo me, sufficientemente assertivi nell'invece individuare la nostra politica estera, soprattutto da qualche annetto a questa parte. E questo è un grosso problema. Perché? Perché vuol dire essere percepiti come malleabili, come infiltrabili. E io devo dire, insomma, spero di non beccare una querela o di non offendere il sentire politico di nessuno, che credo che il primo governo Conte sotto questo aspetto sia stata una rovina. Grossa, enorme, siamo stati esposti a un pericolo proprio incommensurabile, perché noi abbiamo avuto squadre di medici cinesi e russi che hanno veramente sono planati sul nostro territorio a farsi fatti. E gli è stato concesso, anzi addirittura su un articolo di Repubblica pare siano anche stati proprio pagati per fare questa cosa, soprattutto i russi, cosa che se dovesse essere dimostrata apre il cielo. È chiaro che la nostra classe politica, o quantomeno la maggior parte della nostra classe politica, agli occhi dei russi in questo momento viene considerata assolutamente influenzabile, anche per tutta una serie di rapporti ad alto livello dove sono coinvolti mezzi diplomatici, dove sono coinvolti grandi nomi dell'economia nazionale, dove sono coinvolti alcuni politici e relativi facilitator, chiamiamoli così. È chiaro che purtroppo noi veniamo percepiti come un paese estremamente corrotto e corruttibile.
siamo, e qui c'è un libro bellissimo che è stato scritto a Jacopo Iacoboni e Gianluca Paolucci, che si chiama Oligarchi. Voi leggete Oligarchi e poi vi direte se sia ancora il caso di dormire tranquilli la notte. Non lo è, non faccio lo spoiler, non lo è. Perché? Perché noi abbiamo un'esposizione di beni mobili e immobili di oligarchi russi nel nostro paese enorme. Solo la Gran Bretagna ce l'ha più grossa, però con tutto il rispetto contro un centro finanziario, quindi insomma in proporzione siamo messi molto peggio noi. Non parliamo anche della Germania, messa abbastanza male, ma non come noi, anche perché capite bene che insomma con tutto il rispetto per la natura tedesca, avere una casa in Umbria o averla in Westfalia non è esattamente la stessa cosa, quindi purtroppo diciamo che la bellezza del nostro paese ci rema contro, visto tutte le ville che si sono comprate nei posti più belli d'Italia. Però questo, il coinvolgimento economico è un grosso problema, perché chiaramente più asset hai nel paese, più entri in, tra l'altro scusatemi, c'è una città particolarmente infausta, no? Nella sua fama, che è Siena, e Siena è praticamente tutti i ristoranti di Piazza del Campo sono assolutamente proprietari di oligarchi, erano, adesso vedremo con le sanzioni, però direttamente riconducibili a oligarchi russi. In queste condizioni è chiaro che la Russia si è comprata mezzo paese, è chiaro che la Russia dice beh ma io a questo punto posso tranquillamente tentare una politica di influenza. Tutti gli interventi delle televisioni internazionali e insomma le prese di posizione di alcuni colleghi di alcuni politici dovrebbero anche essere riletti alla luce di queste considerazioni. Non so per voi, ma per me sono considerazioni assolutamente inquietanti. Come se ne esce? Guardi, io quello che posso fare finché me lo fanno fare è continuare a informare e lo faccio e sono determinatissima e ancora di più voglio farlo adesso perché la situazione è davvero molto pericolosa, anche perché, ripeto, noi l'anno prossimo votiamo. Però i singoli possono fare un miracolo, cioè possono finalmente rendersi conto del periodo storico in cui vivono. Io quando vengo invitata a parlare nelle scuole, lo dico sempre ai ragazzi, dico fatevi un sacrosanto favore, cercate di interessarvi al mondo che vi gira attorno. Perché? Perché noi non ce ne rendiamo conto e io occupandomi di due dittature di fondo sostanzialmente l'ho proprio realizzato, noi non ci rendiamo conto di determinate cose. Siamo sempre andati a votare con elezioni che tutto sommato sono sempre state regolari, poi per carità abbiamo avuto l'ex presidente imprenditore, padrone di un mezzo comparto editorialità eccetera, però dall'altra parte c'era una specie di risposta al fuoco. Siamo un paese membro dell'Unione Europea, noi non viviamo una guerra da 70 anni. Questo, perdonate il sarcasmo, questo ambiente di pace in cui siamo nati ci ha permesso di incancrenirci su ferite storiche che non si rimargineranno mai, perché siamo ancora alla guerra civile del 45, siamo ancora ai traumi del 68, non parliamo di mani pulite perché qui si scatena si apre veramente il vaso di Pandora. Però noi siamo un paese che sostanzialmente non sa questi traumi, non riusciamo a superare, siamo un paese estremamente fortunato e felice, pur con tutti i problemi del paese. E non ci rendiamo conto che a furia di avere la democrazia giustamente chi ci abitua la dai per scontata, pensi che un mondo senza democrazia, un'Italia senza democrazia non sia possibile, non esiste, non è così. Non è così, e io in un paese che ha visto fregare, veramente farsi fregare la democrazia da sotto il naso nel giro di 12 anni ci ho vissuto e mi rendo conto di come questa guerra dell'informazione, che ha due caratteristiche, non l'avevo ancora detto, la cosa più importante, uno che è impalpabile, perché tu un bombardamento lo vedi, uno sciame di troll prima di riuscirlo a riconoscere ci vuole tempo, un attacco hacker, a meno che non venga platealmente rivendicato, che sia stato rivendicato l'attacco al Senato è stato importantissimo, non importante perché almeno lì te lo rivendicano, non puoi farlo altrimenti nella realtà di sorta, però ora che riesce ad attribuire la paternità di un attacco hacker passa del tempo. E quindi questa è prima l'impalpabilità, la difficoltà nell'attribuzione, e poi il secondo è che la guerra non lineare va avanti sempre. Tu un attacco hacker ma lo potrai fare anche quando la guerra in Ucraina sarà finita. L'opinione italiana, la pubblica italiana potrai continuare a destabilizzarla anche quando la guerra in Ucraina sarà finita, e ve lo dico fin
fin da adesso, sperando di essere, magari l'anno prossimo mi rinviterete, mi direte visto che avevi torto, io non vedo l'ora di aver torto, però credetemi, io credo che noi saremo vittima di questa Infowar ancora per diversi mesi, almeno fino a quando non si sarà andato a votare. Grazie dell'intervento. Io ho letto il libro, è molto bello, interessante, ma non lo so solo sviolinare, perché è un argomento tra noi conflitterà, cosa non piace, però in realtà è molto coinvolgente. Però ecco, pensavo, ad esempio, nel 1905 c'è stata la guerra russo-giapponese, è stato l'inizio del declino della Russia zarista. Quindi magari questo potrebbe essere l'inizio del declino di questa federazione russa. Ovviamente poi cosa ha portato? Peggio, probabilmente. Quindi cosa ha portato qualcosa di peggio? Quindi poi non sappiamo come finirà questa guerra. Quindi, è interessante, ecco, anche l'approccio che hai dato sulla questione della guerra preventiva, nel senso che la Russia già si fa una guerra, cioè noi abbiamo parlato tanto, non so, Iraq, Iran, guerre preventive post 11 settembre, quando è la stessa cosa, non forse analizzando ovviamente, però anche qua una guerra preventiva, un'operazione speciale, quindi paradossalmente difensiva da un punto di vista. Secondo il ribaltamento della realtà russa, cioè il ragionamento che fanno i russi con la loro che infatti è per questo che mi parlo solo che ci scandalizziamo troppo la ragione delle famose guerre preventive, in realtà anche la Russia la spaccia al suo interno, all'esterno, come una guerra preventiva, perché se no l'hanno attaccato, quindi anche qua insomma è molto interessante anche proprio Occidente e il mondo russo quantomeno. E no, una domanda, una considerazione, in realtà tornando proprio alla guerra, perché è vero che magari in Russia allo stato attuale, vuoi per ideologia, vuoi perché hanno forse armi puntate, vuoi quello che è, e magari se mi dici che questo è colorato di verde ci credono comunque, però anche non c'è nessuno che dice ma sarà anche un'operazione speciale, tutto quello che vuoi, non riusciamo a sfondare anche con la fanteria bene o male, cioè nel senso cose logiche comunque, quindi proprio qualcosa di logico, perché non sto dicendo tutto l'esercito viene spostato in Ucraina perché c'è comunque un problema, però anche in tutto parte contro Russia e tutto. E poi, e quindi però poi non lo pensa all'interno, forse è una cosa da storia militare, insomma, poi non voglio entrare con i droni, quello che è, perché possiamo andare avanti fino a fra un mese. E poi effettivamente tutto quello che poi potrebbe anche succedere da un punto di vista politico in Italia, perché è una battuta, ma non è successa così, era una trasmissione televisiva 2 settimane fa, in cui c'era un esponente candidato sindaco di destra, un esponente del Partito Comunista, quindi si scacciava, io e uno del Partito Democratico. Quello di destra e questo Partito Comunista difendevano Putin a più non posso, non voglio dire che Togliatti e Almirante si stanno girando nella tomba a più non posso, però e nemmeno posso comunque semplificare dicendo che c'è un'ignoranza storica, la storia perché banalizzarla, quindi vuol dire che c'è veramente qualcosa di profondo nella società italiana che cinicamente potrei anche sentire, come diceva Umberto Eco, che i social danno voce anche agli imbecilli. In realtà probabilmente oltre che dare voce danno anche orecchi e anche occhi, perché io leggo anche una imbecillità e ci credo. Quindi per questo ecco, credo che sia qualcosa di anche proprio che riguarda molto tanto la società. Allora, sì, sicuramente è uno spunto molto interessante quello che fa. E allora, solo qualcuno non pensa che la guerra stia andando male, eccetera. Avrete sicuramente visto questi sondaggi dove Putin è all'86%, l'approvazione dell'intervento armato all'83%, non vi dicono mai che oltre il 94% delle persone non risponde.
che mi pare un dato statisticamente abbastanza rilevante. Parlando poi con chi questi sondaggi li fa, mi dice che c'è una forte discrepanza tra i sondaggi telefonici e i sondaggi fatti per strada. E allora, noi viviamo in un paese, come ho descritto prima, i russi vivono in un paese dove i servizi segreti di te sanno tutto. Io non ho problemi a dirvi che se io fossi russa e mi telefonasse qualcuno, direi che sono assolutamente a favore dell'operazione militare speciale, che è una cosa bellissima e che sto con Vladimir Putin. Perché? Perché non si può dar retta, non si può prendere per attendibile un sondaggio che viene condotto in un paese che ha una deriva autoritaria ormai pienamente, come dire, identificabile come una dittatura. Ci sono decine di persone che hanno perso il posto di lavoro per aver partecipato a una manifestazione, ci sono decine di persone che sono finite in carcere e guardate, io l'ho imparato soprattutto nella mia esperienza in Turchia, dopo il cosiddetto fallito golpe. L'arma più efficace per tenere sotto controllo un popolo è la paura, e in questo momento, attenzione, io poi non sto dicendo che tutti i russi siano impauriti. Ieri ho quasi battibeccato su Twitter con Marina Ovsyannikova, che voi ricorderete tutti quanti, la giornalista che è intervenuta con il cartello no alla guerra, non credete alla propaganda, vi stanno ingannando. E lei sostanzialmente ha fatto questo tweet dove diceva che alla televisione di Stato in realtà sono tutti ostaggi di Putin. Non è assolutamente vero. Io conosco un sacco di persone, di giornalisti russi, che a quello che dice Putin ci credono e ci vogliono credere e sono pure contenti. Che poi per carità ci sia una componente che invece la pensi come la Ovsyannikova, appunto, sarà sicuramente così, ma non sono la maggioranza. Detto questo, però, di gente che ha paura e che non ha nulla da dire, non può esprimere un'opinione alternativa perché non ha nulla che gli viene presentato come un'opinione alternativa. Vi faccio un esempio: prima che avvelenassero Navalny, anzi scusatemi, subito dopo l'avvelenamento di Navalny, quando è tornato in patria ed è stato arrestato, in Russia ci sono state delle proteste per gli standard russi senza precedenti. Per la prima volta nei sondaggi di Levada il gradimento di Putin era sceso e era aumentato quello di Navalny. Perché? Perché per renderti conto che c'è un'alternativa politica, quello lo devi vedere, lo devi sentire, lo devono intervistare, e non l'ha mai intervistato nessuno. La cosa interessante è che Navalny è riuscito a imporsi all'attenzione dell'elettorato giovane russo perché usa i social, e su quello è bravissimo, e perché purtroppo ha rischiato di rimanerci secco. Oltretutto poi secondo i russi si è avvelenato, l'ho sentito dei russi che mi hanno detto che si è avvelenato da solo. Voi pensate, uno non c'ha veramente niente di meglio da fare nella vita, si fia della gente nel vino. Questo però mi ricollego alla seconda parte del suo intervento. C'è una frase di Dostoevskij dei demoni che io ho scelto apposta perché è perfetta, perché la verità devi aggiungerci una componente di bugia, altrimenti la gente non ci crede. E questo io credo sia anche proprio un po' tipico dell'animo russo, che comunque ha una letteratura di estrema introspezione, ha una storia che è basata comunque già dall'epoca zarista sui complotti, sui sotterfugi, sulle morti sospette, e loro hanno secondo me interiorizzato questa cosa nel loro DNA. Il problema qual è? Il problema è che con il passare del tempo stiamo diventando complottisti anche noi, con il passare degli anni. Io, i primi tempi che ero in Turchia, i turchi sono un popolo che se non c'è un complotto di mezzo non si divertono proprio. E tranne me pensavo, mamma mia, meno male che noi italiani siamo diversi. Quando sono tornata in Italia, vi parlo ormai del 2013, quindi insomma non l'altro ieri, mi sono resa conto che anche noi stiamo diventando sempre più propensi, e io credo che i social siano stati deleteri sotto questo aspetto. Perché? Perché se io vedo il tweet di una persona che stimo, che reputo intelligente, che mi dice una determinata cosa, io penso che allora magari questo tutti i torti non ce li ha. Se io quell'argomento non lo posso governare criticamente, io ho scritto questo libro e lo scrivo chiaramente nella conclusione, proprio perché nessuno di noi è perfetto, nessuno di noi sa tutto, nessuno di noi può governare criticamente qualsiasi argomento.
e quindi tutti noi possiamo potenzialmente cadere vittima di una polpetta avvelenata, di un'opera di disinformazione studiata ad hoc, perché poi i troll diventano sempre più raffinati nella loro azione. Perciò io credo debba diventare una presa di coscienza, cioè questa guerra non lineare esiste e deve avere un approccio metodologico anche del modo di informarsi completamente diverso, secondo me almeno. Poi tra 10 anni vedremo chi aveva ragione e chi aveva torto. Io poi devo dire una cosa, e questa è una semi buona notizia in mezzo a una marea di cattive notizie con la quale ho inaugurato questa sera. Sono molto commossa da questo invito, ma ecco, la prossima volta mi impegno a portarvi qualche buona notizia. Noi in questo momento in Italia stiamo subendo la prima ondata di infowar russa, è qualcosa paragonabile a quello che gli Stati Uniti hanno subito nel 2016 e la Gran Bretagna anche. Se riusciamo a fronteggiare questa prima ondata, io credo che inizieremo a farci gli anticorpi che ci metteranno a riparo dalle ondate successive, perché ci saranno. Non saranno sulla Russia, contro la Russia o pro la Russia, con i vaccini i troll russi ci hanno mangiato sopra per mesi e che contrasti ci sono stati a livello della società, di dibattito pubblico su questo argomento. Però se iniziamo a entrare nell'ordine di idee che ci sono questi meccanismi di guerra non lineare, a quel punto impariamo a fare una saggia tara a tutto quello che viene scritto, che può anche essere quello che scrivo io, attenzione, però se uno dice io non mi fido di quello che ha scritto lei, aspetta che vado a controllare e poi vedere che quella roba è vera, allora a quel punto è lì il valore del giornalista, dell'affidabilità della firma. Io a quello che dico a chi legge e a chi mi segue molto su Twitter, dico sempre, prima di ritwittare una roba, fermatevi, perché il problema poi di Twitter è questo, che quando parte una macchina del fango, una shitstorm cosiddetta, è difficilissima da fermare. E in secondo luogo, nel momento in cui tu retweeti una bufala, hai retweetato una bufala, se come me hai 30.000 follower, nella frazione di 10 secondi te l'hanno già retweetata in 100. Io è per questo che davvero sto sempre molto attenta a quello che retweeto, e retweeto solo cose di persone di cui mi fido, non dico ciecamente, ma che hanno scritto qualcosa che a mia volta ho avuto modo di verificare. Io proprio prima, parlando con Valeria, vi dicevo che già dal prima che iniziasse l'operazione speciale in Ucraina mi era arrivato del materiale su come erano dislocate le truppe russe, veramente indegno, una grande nazione, sembravano l'Armata Brancaleone. Però io non le ho ritweetate perché, per quanto le immagini venissero da fonti assolutamente 100% attendibili, non mi sono presa quella responsabilità perché non le avevo viste con i miei occhi. Adesso sappiamo che invece quelle immagini erano vere, alla luce anche dei risultati disastrosi sul campo. Purtroppo le stesse persone mi stanno mandando foto e documenti di atrocità commesse dai russi in Ucraina terrificanti, e anche quelle non le sto condividendo perché è una roba che non sto guardando, che non sto convalidando personalmente. Quando verrà fatta un'indagine internazionale, perché ci sarà sicuramente dopo la guerra, allora potrò dire che quelle immagini che mi erano state divulgate erano corrette, erano vere, erano esatte. Però senza avere la possibilità, visto che io fino a prova contraria sono qui con voi e non sono in Donbass, non lo posso fare. E quindi ecco, sicuramente io dico che da parte dei giornalisti ci deve essere un'assunzione a lavorare meglio, sicuramente. Però anche da parte dei lettori io dico sempre che il diritto a informarsi è un po' come il diritto di voto, è un diritto ma è anche un dovere. Tu giustamente vai al seggio, hai il diritto di voto, ci mancherebbe il sacrosanto, però devi informarti prima di votare, non è che puoi andare a leggere una croce così a caso, indipendentemente poi dall'ideologia che può supportare il tuo voto o meno, però ti devi informare sui programmi, se no cosa vai a votare a fare? Quando ci si informa, per favore, informarsi più grano salis, quindi non credere alla prima notizia data magari in maniera così molto emotional, molto ben architettata da una persona che magari nel suo campo di specializzazione accademico è bravissimo, ma che di Ucraina non sa nulla. Io non ho capito perché un sociologo del terrorismo deve andarmi a parlare di Ucraina e di storia dell'Europa orientale. Con tutto il rispetto, attenzione, io sono certa che nel suo campo di studi sia un luminare di altissimo livello, non sull'Ucraina.
evidentemente. L'ultima cosa, un suo intervento molto interessante, è proprio questo il punto. Allora, durante l'epoca dell'Unione Sovietica è chiaro che c'era una componente ideologica talmente forte che i sovietici andavano e bussavano a determinate porte, intanto sapevano che li aprivano subito, soprattutto da queste parti. Adesso che è venuta a mancare la componente ideologica, ma che è rimasto il mind setting sovietico nella testa di Putin, perché come avevo detto all'inizio di questo incontro è un uomo dal mondo di ieri, nato nei servizi segreti, nato in Unione Sovietica, e ancora quel modo lì di concepire lo Stato. Però essendo venuta a mancare la componente ideologica, per lui è una pacchia perché si infila dove vuole. Non è un caso che in Italia abbia cercato anche discreto successo di infilarsi ovunque, ma non solo, in Germania la situazione non è molto diversa, quindi bisogna fare davvero tanta attenzione. Io veramente penso che le due parole chiave, se dovessi essere costretta a riassumere insomma questi giorni in cui vi ho ammorbato con queste bellissime notizie, sono uno responsabilità e l'altra consapevolezza. Senza queste due cose che già dovremmo avere di default, ma senza queste due cose non possiamo davvero superare le sfide che la modernità ci impone. Il pregiudizio di conferma è l'esposizione selettiva a questo tema degli individui del suggerimento alla società civile. Cosa può fare? Possiamo fare? Ma allora, la società civile, attenzione, la società civile, ok, io ho parlato di singoli, però già un'iniziativa come quella di oggi ha un'iniziativa importante. E ne vanno fatte tante. Devo dire che il Veneto si distingue per queste cose, perché qui c'è, secondo me, anche un retroterra culturale che è molto portato a interrogarsi sul mondo che gira attorno, e devo dire che per fortuna l'atrocità di questa guerra ha fatto un po' svegliare l'opinione pubblica a livello europeo, ma anche direi a livello politico europeo. Bisogna andare avanti perché poi questa guerra è un game changer, questa guerra cambia gli equilibri mondiali, il mondo entrato in questa guerra non è il mondo che ne uscirà inevitabilmente, e dobbiamo prepararci al fatto che se una volta c'erano l'Unione Sovietica da una parte e gli Stati Uniti dall'altra, adesso ci siamo noi come Occidente e poi c'è tutta una cordata di stati a cui noi sostanzialmente siamo poco simpatici. Per motivi diversi, sono stati diversissimi tra di loro, perché c'è la Turchia, c'è la Russia, c'è la Cina, c'è l'Iran, c'è l'India, è una cordata composizione variabile per la quale però noi siamo un obiettivo se non addirittura un nemico. Bisogna fare l'abitudine a pensare a questa cosa anche perché sono paesi nei confronti dei quali noi abbiamo rapporti d'affari molto importanti. E che ovviamente non può essere pensato un futuro senza questi paesi, però bisogna trovare il modo perché quest'ordine mondiale abbia un equilibrio che però non sia un equilibrio della serie assertivo, della serie loro fanno quello che vogliono, anche perché, ripeto, noi adesso stiamo parlando di guerra convenzionale. In Ucraina ci sono molti modi per fare la guerra a un paese, c'è la guerra non lineare, c'è la guerra commerciale e la Cina quella la sta vincendo a mani basse. Quindi insomma anche consapevolezza del mondo in cui viviamo significa proprio questo, che il mondo sta cambiando purtroppo, il mondo che abbiamo conosciuto noi era probabilmente un mondo che aveva altre criticità, però dal punto di vista della politica estera era sicuramente più sereno e sicuramente era molto più definito, adesso invece è davvero un casino. Io di recente parlavo con un mio amico diplomatico e mi ha detto: io sono in carriera da oltre 30 anni, non ho mai visto così tanti tavoli di crisi aperti tutti insieme. Ci sono continenti interi che si stanno svegliando, pensiamo all'Africa, ed è veramente un mondo che noi dobbiamo imparare a conoscere. Il problema è in qualche modo anche il paradosso dell'Italia, che noi per la nostra posizione geografica dovremmo occuparci di politica estera dalla mattina alla sera, e invece siamo un paese irrimediabilmente concentrato sul proprio equilibrio, lo si vede dalle pagine che vengono riservate agli esteri nei giornali, cioè da spararsi. Io sì,
Sì, beh, c'è da dire che il vero ministro degli esteri in questo momento è un altro, quindi insomma diciamo che io mi consolo così, mettiamola così. Grazie davvero a Marta Fabiani. Io però chiuderei con un'ultima domanda secca, visto che ti sei occupata dell'aspetto di Turchia, ma Erdogan metterà il veto all'entrata di Finlandia e Svezia nella NATO? No, allora io penso che questa sia un'abile mossa per estorcere un po' di soldi agli Stati Uniti, per chiudere il contratto sugli F-16, per cercare di rientrare nel programma F-35 e io spero che se non Biden, Blinken gli chiuda una sonora porta in faccia. Io confido molto in Blinken, speriamo che non mi deluda, però ecco è diciamo un modo per alzare il prezzo. Io la chiamo forse un po' irrispettosamente, ma secondo me è una definizione molto calzante, mi fa una politica estera da Gran Bazar. E quindi perché è proprio nella mentalità turca. In Turchia se tu vai a comprare un chilo di mele devi contrattare sul prezzo, loro contrattano proprio geneticamente, e il problema è che utilizzano anche lo stesso metodo ai tavoli di negoziazione. Prendiamo parola e avremo la seconda puntata presto, speriamo con qualche buona notizia. Grazie a tutti per la presenza e buona serata.